Siamo a Campo dell'Osso, 30 aprile, neve, e si parte. Guarda che caschi di nuovo. Uscire. Allora, lasciata la macchina, si va sempre più dritto, altro mezzo chilometro, Sì, sulla e strada poi, asfaltata. e poi c'è la segnaletica da seguire, almeno per il percorso che ci serve, 673C. Ok, ora proviamo a fare qualcosa. A scendere giù con un kiwi. Si scende poco però. Ah. Niente, difficile, non si scivola. Si scende troppo poco. Mi sono frascicato tutto. Qua è bellissimo, dovete venirci assolutamente, è vicino casa poi, non avevo messo niente. Perché qua verso Camposecco e Monte Autore. Un po' di alberi caduti. Ah, il tratto finalmente è finito, è durato quasi 1 chilometro. Non era per niente carino. Eccoci, tornando abbiamo deciso di non fare la stessa strada di ritorno, ma di seguire comunque sempre lo stesso percorso, ma che taglia giù verso Campo dell'Osso. E molto più bello, perché almeno non ci sono tutti quegli alberi caduti, molto, molto più bello. Eccoci, stiamo tornando, non abbiamo fatto l'anello intero, però è stato bellissimo lo stesso, comunque era un po' inagibile, troppa neve, e le nostre scarpe hanno resistito perché ancora non abbiamo avuto la possibilità di provarle sulla neve e non pensavamo neanche di farlo il 30 aprile. Oh, che carino! Ok, nessuno ti tocca, tranquillo. Ciao vecchio mio.